Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Siamo stati cullati per diversi giorni da una bella situazione di bel tempo, qua da un proseguimento dell'estate, però ai noi dobbiamo fare i conti con un peggioramento del tempo. Un peggioramento del tempo che sarà determinato dalla discesa di una staccatura oceanica che entrerà su parte dell'Italia, che porterà appunto un peggioramento del tempo. Per capire un po' questa evoluzione ai piani alti dell'atmosfera volevo avvalermi di una mappa circa 5500 metri. Ricordiamo sempre che le mappe ci vengono fornite dagli amici di centrometeo.com. È una mappa che è incentrata alla volta di mercoledì. Possiamo notare come con i colori sul rosso intenso in pieno oceano e sul Nord Africa sia presente l'alta pressione, mentre sull'Europa centrale e parte dell'Italia, specialmente quella settentrionale con i colori più chiari attorno al giallo, abbiamo appunto questa saccatura che convoglierà delle correnti atte appunto a portare un peggioramento del tempo. Quindi avremo una rottura della stagione che interesserà appunto a partire dal lunedì e fino a parte di giovedì. Appunto, per capire questa evoluzione utilizzeremo le mappe che ci fanno vedere la possibile distribuzione delle precipitazioni alla volta dei prossimi giorni, utilizzando sempre il contributo degli amici di centrometeo.com. Iniziamo con la volta di lunedì, quando possiamo vedere come soprattutto il nord-est si è interessato da precipitazioni, parte anche del Lazio, dell'Italia centrale attorno all'Umbria, e precipitazioni intense anche in Sardegna. Alla volta di martedì avremo dell'instabilità che si farà via via presente soprattutto al nord nella seconda parte della giornata, ma anche in gran parte delle regioni d'Italia, tranne Sicilia, Calabria e la Puglia più meridionale, saranno più tranquille, quindi saranno esenti da queste precipitazioni. Mercoledì ancora tempo incerto su buona parte delle regioni, a parte i settori più occidentali del nord, quindi attorno al Piemonte e anche la Sicilia. E giovedì la situazione è destinata a migliorare specialmente al nord, mentre rimarrà alta instabilità alla volta del centro-sud Italia. Tuttavia la linea di tendenza sarà quella di un graduale miglioramento che potrebbe manifestarsi a partire da venerdì, e che dico potrebbe perché il condizionale d'obbligo interessare anche il nuovo fine settimana. Per ora è tutto, ci sentiamo nel prossimo appuntamento.